noncurante dell'ambiente. E questa è l'accusa che i rappresentanti del WWF hanno inoltrato nei confronti del Casic per i lavori effettuati recentemente nella laguna di Sant'Agilla. Il responsabile dell'associazione ambientalista Antonello Secci, in una conferenza stampa, ha infatti accusato il consorzio cagliaritano di aver deturpato la laguna di Sant'Agilla, provocando ingenti danni al patrimonio ittico e faunistico. Il tutto con la costruzione prima del porto canale, ma soprattutto con la recente realizzazione di una pista di servizio nella quale sono stati ubicati una linea ad alta tensione da 150 kW ed un impianto di adduzione di acqua potabile ed industriale. Questi lavori, secondo il WWF, nonostante siano stati effettuati con i permessi delle istituzioni regionali, sono stati posti in essere non rispettando le disposizioni di legge nazionali ed internazionali. Proprio per questo motivo l'associazione ambientalista è prossima ad inoltrare presso la Procura della Repubblica un esposto per la violazione dell'articolo 734 del Codice Penale, rubricato distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Inoltre, sulla stessa pista di servizio verrà ubicato il raccordo ferroviario che porrà in collegamento il porto canale con l'asse ferroviario regionale. Questo collegamento, secondo il WWF, sarebbe contraddistinto da una antieconomicità e da una scarsa utilità, vista la concorrenza di altri porti e l'insularità della nostra regione.